Sì, allora noi cominciamo questa conferenza stampa che abbiamo convocato oggi per parlare di un argomento di cui si parla sempre troppo poco, se non quando avviene il fatto drammatico come quello che abbiamo visto in questi giorni di Verona e dell'ospedale di Borgo Trento, che ha scosso, diciamo, l'opinione pubblica. Assistiamo ogni volta a parole di cordoglio e di vicinanza da parte del presidente Zaia e della giunta regionale, ma mai abbiamo avuto la possibilità di sapere quali azioni concrete la giunta e la regione del Veneto intendano porre in essere per arginare un fenomeno drammatico che è collegato alle condizioni di lavoro davvero proibitive che ormai esistono dentro i pronti soccorso della nostra regione. Insieme al gruppo del Partito Democratico, alle colleghe Chiara Luisetto, Francesca Zottis e soprattutto la vicepresidente della Quinta Commissione Anna Maria Bigon, abbiamo messo in fila un po' di numeri, individuato alcuni problemi e proposto alcune soluzioni che oggi presentiamo in questa conferenza stampa, ma che sono anche oggetto di una mozione che abbiamo depositato e che è all'ordine del giorno del Consiglio di oggi. Quindi lascerei subito la parola alla vicepresidente Bigon per l'illustrazione dei numeri e delle proposte. Grazie a Vanessa. Sì, effettivamente insomma parlavamo e abbiamo legato anche il fatto a quello che è successo a Borgo Trento all'ospedale, come succede purtroppo in tanti pronti soccorsi del Veneto, oltre che in Italia, ma il Veneto ha un vantaggio negativo che è quello di aver aumentato le problematiche e le aggressioni all'interno dei pronti soccorsi del 17% rispetto all'anno precedente, e stamattina proprio un sanitario mi ha detto sembra un porto di mare, e allora giustamente analizziamo questi numeri che ci fanno capire alcune cose molto molto importanti. Secondo fonti Agenas, nel 2023 in Veneto 1.417.000 accessi ai pronto soccorsi. Immediatamente però preciso un altro dato sempre della Regione Veneto da parte della relazione appunto della sanitaria della Regione Veneto, dove anziché 1.417.000 precisa che gli accessi al pronto soccorso in Veneto sempre nel 2023 sono stati 1.913.000, per cui dati entrambi che si riferiscono alla Regione Veneto, ma che insomma secondo quelli della relazione sarebbero ben più gravi e pesanti. Secondo i dati Agenas, 54,99 di questi accessi sono, ecco vi faccio vedere, 54,99% sono codici bianchi su accessi al pronto soccorso. Codice bianco cosa significa? Significa che è il caso in cui il paziente ha un problema non acuto o di minima entità per il quale sono previsti anche percorsi di cura extra ospedalieri e diversi dal pronto soccorso, come ad esempio il medico di famiglia, l'ambulatorio, il distretto e la prestazione. Cosa fa? Va al pronto soccorso perché non ha altro. Sempre secondo appunto dati Agenas, se voi vedete in questo grafico il Veneto risulta il primo come maglia nera, come caso negativo, 54,99 di accessi in codice bianco al pronto soccorso. Il secondo dato più grande, al 28,24, è la Valle d'Aosta. Poi abbiamo, seguita dal Friuli Venezia Giulia, l'Emilia Romagna, la Toscana, il Piemonte, la Lombardia e il Lazio. Il Veneto 54,99. È la regione con una percentuale quindi più elevata appunto di codici bianchi, una unica regione in Italia che aumenta negli ultimi 2 anni la percentuale appunto di questi accessi. Cosa significa anche codice bianco? Che ovviamente il servizio viene pagato. Quota fissa di accesso è 25 euro in Veneto, il ticket su prestazione specialistica, e dipende dalle visite che si fanno all'interno del pronto soccorso nel momento in cui si accede, sono di 36,15 euro. Da questo grafico invece vedete che il confronto della percentuale codice bianco e verde, paziente poco critico, accesso a bassa priorità.
E se voi vedete codici bianchi, codici verdi è il totale, il Veneto si posiziona ovviamente con la percentuale più alta di codici bianchi 54,99 e codici verdi 19,81 per un totale di 74,80% in codici appunto di bassa priorità. Tenete presente che se li calcoliamo su 1,4 milioni che sono gli accessi, il numero di accessi previsti e comunque indicati da Agenas, hanno una percentuale comunque alta, ma se teniamo conto del dato indicato dalla relazione sociosanitaria del Veneto, su 1,9 milioni sono ben più alti quelli del codice, ovviamente a bassa priorità. Quanto incassa quindi la Regione Veneto per questi codici bianchi? Incassa 14.376.257 euro, quindi un importo molto molto elevato che la Regione Veneto ovviamente incassa a seguito appunto di questa identificazione del codice. In Italia il totale degli incassi per i codici bianchi sono di ticket 33.857.491. Se voi tenete presente che il Veneto ne incassa 14.376.000, significa che poco meno della metà di tutto quello che incassa a livello italiano per questi codici. Tanto che l'Emilia Romagna ne incassa 7 milioni, poco di più, la Toscana 2.792.000, la Lombardia incassa dal ticket 2 milioni di euro circa. La Lombardia ha il doppio degli abitanti del Veneto. Ecco, questi sono i dati che noi abbiamo rilevato, che oggi porteremo anche in Consiglio regionale, perché è stata depositata una mozione che così ovviamente la Regione e la maggioranza ne ha conoscenza da tempo solleviamo queste criticità e questi problemi, non abbiamo visto soluzioni, noi oggi e vogliamo anche dare delle proposte e le portiamo avanti, ma non solo proposte, anche dire le cause per cui siamo in questi termini nella Regione Veneto, a diversità degli altri territori in Italia. Lascio a te la parola, grazie mille. Grazie Anna. Insomma, Anna Maria ci ha illustrato una situazione che in parte vede convergere tutte le regioni italiane, e cioè un accesso ai pronti soccorso che è in larga parte dovuto ai cosiddetti codici bianchi e codici verdi, e quindi è un problema generale su cui poi proveremo a dire delle cose, ma individuiamo anche una specificità di questa regione, e cioè un dato assolutamente anomalo di prevalenza dei codici bianchi rispetto ai codici verdi, entrambi i codici applicati a pazienti non urgenti o non gravi. Qual è la differenza, al punto tale che le percentuali variano dal 28% della Valle d'Aosta, che è la seconda in classifica per codici verdi, a oltre il 55% della regione del Veneto? Qual è la differenza tra codici bianchi e codici verdi? Una differenza semplicissima, che sui codici bianchi si paga il ticket. E a nostro giudizio, dunque, in questa regione sembra esserci un abuso del codice bianco rispetto al codice verde, perché è uno strumento attraverso il quale la regione del Veneto fa cassa dentro una condizione, una situazione già critica, che è quella nota dei pronti soccorso. Allora noi avanziamo 3 proposte molto concrete, alcune delle quali le avevamo già avanzate durante la discussione in bilancio, per chiedere alla Regione del Veneto, non dico di invertire la rotta, ma quantomeno di rientrare dentro i criteri di tutte le altre regioni italiane. La prima questione riguarda un investimento forte sul personale del pronto soccorso, fortemente sofferenza a causa del rilevante numero di accessi. Ora guardate, non è più sufficiente dire che mancano medici, perché quando il presidente Zaia afferma questo principio per giustificare la carenza del personale sanitario, come suo solito dice una mezza verità. Perché non è vero che mancano medici disposti a lavorare nella sanità pubblica della Regione del Veneto. E allora, se faccio i bandi e vanno deserti, mi dovrò chiedere cosa posso fare per rendere attrattiva quella professione.
Se continuiamo, ad esempio nel caso del personale dei pronti soccorso, a farli lavorare nelle condizioni proibitive per mole di lavoro e anche per la propria sicurezza personale, è evidente che i bandi andranno sempre deserti, anche qualora di medici di emergenza e urgenza preparati, specializzati e formati ce ne fossero a migliaia. Quindi la prima necessità è quella di investire sul personale del pronto soccorso, mettendoli in condizione però di lavorare in sicurezza. Abbiamo avanzato diverse proposte in sede di bilancio che prevedono il ricorso a protocolli con le forze dell'ordine o anche a soggetti della vigilanza privata, un maggior investimento nella formazione del personale quando si trova a dover gestire situazioni di stress, un forte investimento anche quando l'evento tragico si manifesta per il supportare i medici che hanno subito aggressioni fisiche e verbali. Seconda proposta che noi facciamo, proprio in virtù dell'accesso che è significativamente rilevante in pronto soccorso di codici verdi e bianchi, definire spazi e percorsi differenziati per i codici appunto non gravi, proprio per limitare la contingenza del reparto. Questa è un'operazione che si può fare perlomeno negli ospedali hub e in attesa di vedere la messa a terra delle case di comunità che potrebbero in questo senso venire anche in aiuto per risolvere questa situazione. E la terza proposta che facciamo è ovviamente quella di rivedere la delibera di giunta regionale numero 1868 del 2000 e quella 153 del 2014, che sono quelle che sono relative all'assegnazione del codice in dismissione dal pronto soccorso, e cioè costruire le condizioni affinché, come in tutte le altre regioni, sia il codice verde quello che viene applicato con più regolarità. Mi rendo conto che questo potrebbe avere un impatto sui conti della regione, ma è anche ora che la regione finisca nella sanità di fare cassa mettendo le mani nelle tasche dei cittadini che vanno al pronto soccorso perché hanno una necessità di cura e sono costrette il doppio di tutte le altre regioni a pagare il ticket, 25 euro più 36 della prestazione specialistica. Ora, queste sono proposte che noi chiediamo di mettere, come dire, in campo immediatamente per affrontare questa emergenza, ma è chiaro che la congestione dei pronti soccorso, soprattutto dei codici verdi e bianchi, non dipende da un fattore contingente dell'oggi, ma è il risultato di una crisi del sistema sanitario regionale che si protrae da tempo e rispetto al quale non abbiamo ancora avuto risposte. E cito le due questioni più importanti. La prima sono le liste d'attesa. È chiaro che se io so che per accedere a una prestazione devo stare in lista d'attesa 1 mese, 2 mesi, 1 anno, anche se ho un codice bianco o verde, preferisco andare al pronto soccorso, perdo una giornata intera, però almeno ho la prestazione che mi serve immediatamente. Allora, intervenire in maniera significativa sulle liste d'attesa, questo vale tanto per la Giunta regionale quanto per il governo che ancora non ha emanato i decreti attuativi del fantomatico decreto liste d'attesa, aiuterebbe anche indirettamente almeno a arginare il problema dei pronti soccorso. La seconda questione, ci torniamo, lo facciamo con Anna Maria più o meno dal 2020, sul tema della carenza dei medici di medicina generale, perché i codici bianchi è certificato nella loro definizione che vanno al pronto soccorso quando invece molto probabilmente potrebbero risolvere il loro problema andando dal medico di medicina generale o dalle altre strutture di prossimità. In Veneto ad oggi, l'ultimo aggiornamento è quello di agosto, ci sono ancora, io non sto più andando avanti, ci sono ancora 650 zone carente dei medici di medicina generale. E anche su questo ci sono delle cause per cui questo avviene e degli interventi e di mancata programmazione che in questi anni non sono stati fatti, di cui oggi paghiamo il conto. Basti pensare che l'importo della borsa di formazione dei medici di medicina generale è per il 57,7% inferiore rispetto alla borsa di specializzazione degli altri corsi universitari. E il risultato è ovviamente che i medici di base, i medici di famiglia continuano ad andare in pensione in rispetto a una curva demografica che avevamo presente da 20 anni, non l'abbiamo scoperta noi, e le nuove assunzioni non sono tali da sopperire alle uscite dal sistema per i trattamenti pensionistici dei medici
di medicina generale. Avevamo ancora qualche anno fa, se mi mandi avanti Anna la slide, presentato questo istogramma, ancora nel 2021, con il quale avevamo fatto una proiezione sulla base delle nostre stime dei medici che sarebbero andati in pensione. Come vedete, questi sono gli anni dei picchi principali. E allora, siccome l'abbiamo scoperto noi che siamo il gruppo PD, immagino che anche la sanità della Regione del Veneto avesse ben presente questa vicenda. Se noi non siamo in grado di alternare a quelli che vanno in pensione i nuovi che entrano con una programmazione presa per tempo, il risultato è quello che abbiamo visto l'anno scorso, dove 184 medici di medicina generale sono andati in pensione e ne sono entrati in funzione, scusate l'espressione infelice, soltanto 181, pur avendo spinto al massimo in questi ultimi anni grazie ai fondi PNRR. La stima che noi avevamo fatto nel 2021 appunto è che dal 21 al 35 andranno in pensione 1921 medici di medicina generale, oltre la metà di quelli che nel 2021 erano in servizio. E dunque, e su questo chiudo, abbiamo delle proposte, anche queste dal 2021, che proviamo a portare avanti, che vadano oltre la polemica del non ci sono medici, ma che provino a governare i fenomeni in corso e a offrire delle soluzioni. Prima di tutto dobbiamo rendere la professione del medico di base una professione appetibile. Partiamo dalle borse di studio, cioè mettiamo dei fondi regionali per aumentare gradualmente l'importo delle borse di formazione dei medici di medicina generale, in modo da incentivare i giovani laureati in medicina a intraprendere questa specializzazione. 2. Chiediamo di inserire un obbligo di servizio per almeno 3 anni in Veneto alla conclusione della formazione. C'è un investimento della Regione, perché ricordo che la formazione dei medici di medicina generale è regionale, a differenza di tutte le altre che è nazionale. C'è un investimento della Regione per formare questi medici, li obblighiamo a esercitare la professione per almeno 3 anni nella nostra Regione. 3. Chiediamo che siano aumentati ovviamente il numero dei posti di formazione e qualora si abbandoni il corso di formazione prima del termine, che sia restituita la borsa ricevuta, in modo da evitare il fenomeno a cui assistiamo, che oltre il 30% di chi inizia a fare il corso di formazione cambia idea durante il percorso. Infine chiediamo, c'è un progetto di legge statale depositato a prima firma Anna Maria Bigon, di equiparare la formazione dei medici in medicina generale alle altre specializzazioni mediche, e cioè a integrarli dentro il sistema universitario. Sono proposte molto concrete rispetto alle quali noi pensiamo servirebbe una risposta più incisiva da parte della Regione, viste le situazioni gravi con le quali ci stiamo confrontando in queste settimane ulteriormente. Mi fermo qua, ho parlato fin troppo. Sapete che abbiamo il Consiglio tra 10 minuti, quindi non vi faremo tardare, non tarderemo neanche voi, però chiederei ai colleghi se vogliono dire 2 cose velocissime, sapendo che il tempo è quello che abbiamo. Vi lascio... ok. Prova. Se no vieni qua. Vieni qua. Mi sedo io. Velocissima, telegrafica nel dire che questo stato di cose che Anna Maria e Vanessa ci hanno ben descritto è frutto di una politica dei 2 tempi, quella che ha tagliato i posti letto negli ospedali, ma poi non ha creato una sanità di territorio e delle strutture di prossimità in grado di assorbire quelli che poi diventano codici bianchi. Una politica che nel tempo ha avuto una visione gerarchica della complessità del sistema sanitario e che non ha saputo dare risposte vicine. Allora, se gli ospedali sono il baricentro dell'idea di sanità, noi dovremmo metterci nella condizione e nella convinzione che da perseguire c'è la salute, non soltanto la sanità, e la salute si raggiunge attraverso risposte di prossimità. Nuovi bisogni significano nuovi luoghi di cura e nuovi luoghi di cura significano case di comunità efficienti e quel territorio che risponda a bisogni che sono ospedalieri ma anche pre-ospedalieri, territoriali. Se il Veneto non comincerà a cambiare passo e cambiare strategia, continueremo nella situazione che Vanessa e Anna Maria ci hanno finora descritto ed è una situazione ormai non sostenibile.
Grazie, sì, Chiara ha appena detto, secondo me ha centrato il nodo del motivo per cui siamo arrivati a questo punto, e dico che nei libri, diciamo, nei libri dei sogni, in quelli che sono le relazioni anche tecniche dei piani sociosanitari, noi avevamo la medicina di gruppo come elemento centrale di investimento. In realtà su questo aspetto l'investimento non c'è stato, perché se il numero di medicine di gruppo che è nato all'interno della Regione Veneto è molto più basso rispetto all'obiettivo, è perché la Regione non ha investito a sufficienza, da una parte, e dall'altra ha dismesso il dialogo con quelli che sono i medici di medicina generale o con quelli che sono le figure, parlo dei pediatri, le figure deputate al territorio. È evidente che qui ci sono due aspetti da recuperare. Uno è un tavolo di condivisione continua, non basta vedersi e dirsi le cose, bisogna vedersi per poi monitorare, per poi investire, e l'altro quindi è l'investimento. Le case di comunità sono una bella realtà sul libro, nel momento in cui però bisogna metterci i soldi dobbiamo capire come e come costruirle, e questo lo fai solo in un dialogo di partecipazione con i professionisti, altrimenti il rischio è di ritrovarci qui fra 10 anni con il risultato delle medicine di gruppo integrate, dove purtroppo questo aspetto di integrazione non è andato di pari passo con la presa in carico delle persone. Dietro ad ogni persona che va in pronto soccorso col codice bianco c'è una storia, c'è una sofferenza, c'è qualcuno che non ha trovato una risposta, c'è una mamma col suo bambino che sta male, magari ha problemi psicologici o psichiatrici e non trova la risposta. Quindi c'è un territorio che manca, c'è un anziano che si è rotto un braccio, semplicemente si è fatto male alla mano, ma non riesce a trovare qualcuno che gli dà ascolto, perché alle volte basta anche l'ascolto, non è una questione solo di intervento, è per questo che si chiamano codici bianchi. Manca quella struttura di prossimità, Chiara l'ho appena detto, che ascolti i cittadini, che si metta in rete con i cittadini, che prenda in carico quella persona e da lì che li porti avanti per comprendere se la risposta è sociale, è sanitaria o semplicemente era un momento di difficoltà di quella persona, e in un momento di grossa povertà economica, sociale e sanitaria a cui stiamo assistendo, io credo che siamo in forte ritardo. Quindi l'augurio è che le proposte che stiamo facendo qui e che le proposte che stiamo facendo a Roma, anche nell'aumento di quelli che sono i fondi per stanziare per finanziare il territorio, vengano eseguite immediatamente, perché purtroppo la barca sta già un pochino affondando e affondano quindi i cittadini a cui noi siamo chiamati a rispondere. Grazie. Grazie ai colleghi per il lavoro che hanno fatto. Quello che è stato illustrato risulta ancora più allarmante se noi valutiamo i numeri dei codici bianchi con quelli che sono il paragone con la Lombardia e il fatto che la Lombardia ha il doppio dei nostri abitanti. E quindi è evidente che qui in Veneto oggi si stanno raccogliendo appieno i frutti di quelle che sono state le politiche del centrodestra degli ultimi anni, ovvero delle politiche che non hanno voluto fare programmazione, delle politiche che non hanno saputo guardare a una sanità territoriale, e quelli che raccogliamo oggi sono i frutti dell'eradicamento della sanità territoriale da una parte e sono i frutti del fatto che le liste d'attesa aumentano senza dare una risposta ai cittadini, perché guardate, non è ambizione del cittadino andare al pronto soccorso, pagare un codice bianco e fare 8 ore di coda, perché anche questo va detto. È perché non ci sono alternative, è perché in molte zone manca il medico di medicina generale, in molti casi non risponde neanche la guardia medica. È una persona che sta male, che magari ha delle fragilità, che magari c'è una persona fragile in casa o c'è un bambino o c'è una persona che in qualche caso può avere qualche patologia. Il risultato è che siccome non sono tutti scienziati da farsi un'autodiagnosi, tu ti rechi al pronto soccorso perché il medico di medicina generale non c'è, perché la guardia medica non ti risponde e perché l'impegnativa che hai ti hanno dato la visita fra qui a 2 anni. E quindi è implicito che le persone e i cittadini sentono la necessità di tutelarsi e di tutelare la propria salute. Guardate, molto spesso abbiamo spiegato che anche questo fa parte della cultura veneta che piace molto al centrodestra, cioè tentare di salvaguardare i cittadini più fragili che ci sono. E quello che oggi accade è una tempesta perfetta, e guardate, non è vero che la Regione non sapeva quello che stesse accadendo, perché se noi vediamo i dati potete vedere che negli ultimi 7 anni la Regione che in quota pro capite ogni 100.000 abitanti ha investito meno di tutti nei medici di medicina generale è la Regione Veneto con 0,17 ogni 100.000 abitanti.
E guardate, è implicito che quando tu decidi di fare arretrare la sanità territoriale, decidi di non dare una risposta alle liste d'attesa, non puoi tentare di pensare che il cittadino sia brutto e cattivo perché vuole tutelarsi e vuole curarsi. Chiudo dicendo, la Regione avrebbe gli strumenti per intervenire anche in alcuni casi di territori particolari come Venezia. Come in qualche modo si può fare? Ricordiamo che l'ATER è della Regione, l'ASL è gestito, è della Regione e si può pensare anche di fare tutti quegli accordi che vanno a rimpinguare dove c'è mancanza di personale. Guardate, in questi giorni ci sono stati concorsi degli infermieri, tutti quanti rinunciano a Venezia, sia perché dal punto di vista logistico venire qui vuol dire prendere 2 mezzi, acqua alta, tempi, ma i medici venendo qui non possono pagare 3-4 mila euro d'affitto, vanno da un'altra parte. Vanno da un'altra parte. Allora perché, come in maniera timida ha fatto il direttore dell'ASL veneziana, ma bisogna farlo di più, in quei territori fragili non si incentiva i medici a venire in Veneto e non prendiamo qualcuno di quelle migliaia di case che ci sono negli ATER veneti vuote e gli spieghiamo che venire in Veneto vuol dire che diamo anche un alloggio ai medici che vengono e non ci mettiamo sul mercato in forma concorrenziale con il libero mercato che avendo condizioni economiche e che avendo condizioni anche di lavoro e di qualità della vita degli operatori sanitari risulta molto competitiva con la parte pubblica. Allora gli strumenti ci sono, ci vuole solo un po' di buona volontà e noi crediamo che questo arretramento che c'è stato di sanità territoriale, vedendo anche le affermazioni che in questi anni i leader politici della Lega, piuttosto che i dirigenti sanitari della Regione, le loro affermazioni fatte sui medici di medicina generale, ci fanno capire che forse non era una distrazione, ma era un'idea politica di tentare di portare la sanità accentrata da una parte e creare probabilmente un mercato più fertile per il non pubblico che agli altri. Grazie, io ringrazio, chiudiamo qua perché scappiamo in aula, magari se ci sono domande le facciamo dopo. Ringrazio prima di tutto la vicepresidente Bigon per il lavoro che facciamo, abbiamo delle proposte, pretendiamo delle risposte. Grazie a tutti.